Pronti? 1, 2, 3. È buona la seconda partenza e davanti a tutti scatta Farfuglia Agnafà. Giuseppe Colantonio è riuscito a prendere un abbrivio assolutamente ottimo e quindi si installa subito in prima posizione. Subito dietro si dovrebbe essere posizionato con il numero 5 Azteca Dimar, ma arriva subito fortissimo il favorito della corsa Creso Risaia TRGF, che col numero 7 vuole subito provare a sfondare per andare a prendere la posizione di leader di questa corsa. Primi 200 metri in 15,7, un'andatura svelta ma nulla di eclatante, e quando siamo ai 400 metri di corsa Matteo Zaccherini con il suo Creso Risaia TRGF è davanti a tutti dopo un 35 dei primi 400 metri, quindi Creso Risaia TRGF precede Farfuglia Agnafà e poi Azteca Dimar. Dietro di loro ci sono tutti ovviamente gli altri cavalli che seguono, senza che in questo momento nessuno alzi la voce per compiere niente di particolare. E siamo a 15,1 del parziale della curva e siamo già però nella retta delle scuderie per andare a compiere altri 400 metri che sono passati in 29,7, quindi Matteo Zaccherini non ha rallentato la sua andatura, rimane costante sul passo più o meno dell'1,15 e si prosegue così, arrivando a compiere anche questa ennesima curva. Tutti sono più o meno in fila indiana, tranne qualcuno che sta incominciando a mettere il nasino di fuori. Questo qualcuno è il cavallo che un po' era considerato da tutti l'alter ego del favorita, infatti è il numero 6 di Danubio Tav con Michela Rossi, che adesso veleggia tra la seconda e la terza posizione quando arriviamo a passare davanti alla torretta dell'arrivo, e questo continua a essere il tran della corsa. Stiamo andando da 1,15,9, quindi una velocità assolutamente accettabilissima e consolidata per questa categoria. Non succede nulla di che, Danubio Tav si è stoppato un po' nella sua risalita e siamo ora nelle rette delle scuderie e ovviamente ci sarà un'accelerazione. Matteo Zaccherini pur con il cavallo tutto sotto controllo allunga l'andatura, lo segue senza perdere colpi Farfuglia Agnafà, mentre invece Danubio Tav continua a rimanere nella sua posizione lì in mezzo tra la seconda e la terza. Entriamo nell'ultima curva dopo un 14,7 di parziale della retta delle scuderie. Matteo Zaccherini è in controllo, numero è a metà della 1 curva, è Picadaghi, Picadaghi, ed entriamo nella retta d'arrivo dopo un 15,3 di ultimo parziale. Prova ad affacciarsi Farfuglia Agnafà, prova a minacciare il leader Creso Risaia TRGF, che ovviamente senza neanche particolare impegno riesce ad arrivare tranquillamente al traguardo. 7,2, sbaglia sul traguardo numero 8 di Camelot R, quindi arriva terzo Danubio Tav. 1,15,4 è la media al chilometro per il vincitore Creso Risaia TRGF, Matteo Zaccherini come driver di questa competizione, quindi vince Matteo Zaccherini con Creso Risaia TRGF per Mattia Ricci, la scuderia Limitless, che si aggiudicano la prima corsa di questa serata.